Prova. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera ai coraggiosi presenti qui davanti, grazie, davvero grazie per la vostra presenza, grazie a te che ci stai seguendo da casa, sia che sia in diretta, sia che sia online poi in futuro. E che dire, 23 dicembre, mancano ben 2 giorni a Natale, non so voi quanto siete eccitati per questa enorme festa per la quale i preparativi ormai sono agli sgoccioli. E come poter aprire l'ultimo culto dei giovani dell'anno Domini 2023 se non con un riassunto? E in particolare vorrei proporre questo riassunto che la Bibbia proprio ci dà, che sono proprio come detti dalla Bibbia in sé i 2 più grandi comandamenti. Possiamo trovare ripetuti tante volte nella Bibbia, ma in particolare ho scelto la versione in Luca 10,27 in cui sta scritto: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. In particolare mi voglio focalizzare su quest'ultima parte, il prossimo come te stesso. Cosa vuol dire amare me? Cosa vuol dire amare me? Ok? Se ci fosse una persona che mi ama, e conoscendovi molti di voi, molto probabilmente c'è qualcuno che vi ama di sicuro, cosa dovrebbe fare questa persona per amare me? Una volta giunti magari a questa conclusione del a me piace quando le persone mi ascoltano, a me piace quando le persone mi fanno piccoli regali, non qualcosa di economico, ma qualcosa di semplice, un semplice pensierino, qualcosa che possa dire: ah sì, ti ho pensato. A me piace quando le persone mi abbracciano, a me piace quando le persone fanno questo per me. Perfetto, una volta arrivati a questa conclusione, prendete e specchiate. Questo è un modo molto semplice per amare il prossimo. Perciò in questo momento di lode e di adorazione vi chiedo già di alzarvi in piedi. Noi abbiamo tanti fratelli a destra, abbiamo fratelli a sinistra, e dopo un'intensa settimana fatevi solo la semplice domanda: come posso io amare questo fratello alla mia destra, alla mia sinistra? Vi do subito un consiglio: salutatelo. Perciò salutiamoci insieme, abbracciamoci chi non si è visto, stringiamoci in mani, chiediamoci come va per il nostro momento di lode e di adorazione. Tante facce nuove qui presenti che magari non sanno esattamente come funziona, perciò andate, dategli un abbraccio, chiedete come è andata la settimana e lodiamo insieme al nostro Signore. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi
santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia, mi armo di una melodia. Innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il Re vivo. Innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il Re vivo. Cantalo più forte, 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 davanti ai nemici, cantalo più forte, sopra l'incredulità, cantalo più forte, mi armo di una melodia, cantalo più forte, il cielo lotta già per me, cantalo più forte, davanti ai miei nemici, cantalo più forte, sopra l'incredulità, cantalo più forte, mi armo di una melodia, cantalo più forte. il cielo lotta già per me. Io canterò In mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il Re vivo.
alzo un alleluia, in alzo un alleluia, in alzo un alleluia, in alzo un alleluia. Sei la parola dal principio, uno con l'Altissimo. Nella creazione la tua gloria rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù mio Re. Che magnifico nome è, incomparabile. Che magnifico nome è, il suo nome. Più vicino, sei sceso in terra qui tra noi, perdonati dal tuo amore, cosa ci dividerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il nome di Gesù mio
Padre, ti ringrazio per questo momento, Signore, ti ringrazio perché possiamo lodarti con le nostre voci, Signore, e indipendentemente dai nostri problemi nella nostra vita quotidiana, Padre, possiamo lodarti, Signore, e ringraziarti per quello che ci dai ogni giorno, Signore. Aiutaci, Signore, a lodarti anche nelle difficoltà, Padre, aiutaci a cambiare il nostro cuore in base alla tua volontà, Signore. Ti prego di riempire i nostri cuori del tuo Spirito Santo, Signore, che tu possa aiutarci, Signore, a migliorare come persone, come cristiani, come figli, Signore. In qualsiasi professione che siamo, Signore, in qualsiasi cosa che facciamo, possiamo essere migliori attraverso te e i tuoi insegnamenti, Signore. Grazie per quello che sei, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché solo tu degno sei. Rifugio sempre in te troverò l'anima mia, ciò che è in me io l'ho dedicato a te. Gridiam di gioia al Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui grida santo è il tuo nome. Canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me non basta l'eternità per amare te. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché solo tu degno sei. Rifugio sicuro, sempre in te troverò l'anima mia, ciò che è in me io l'ho dedicato a te. Gridiam di gioia al Signor nostro Dio, tutta la terra gioisca con noi, ed il creato prostrandosi a Lui grida santo è il tuo nome. Canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me non basta l'eternità per amare, non basta l'eternità per amare, non basta l'eternità per amare te. Signore, come noi abbiamo cantato, Padre, non basterà mai, Padre, tutta la nostra vita per adorarti, Padre. Non basterà mai la nostra preghiera, Padre, non sarà mai perfetta, Signore, quanto tu meriti, Padre. Nulla sarà mai perfetto, Padre. Ti ringraziamo, Padre, perché tu ci inondi d'amore anche quando noi non meritiamo, Padre. Ti ringraziamo, Padre, perché tu ci perdoni anche quando non meritiamo, Padre. Ti ringraziamo, Padre, perché tu ci hai dato la salvezza, Padre, anche quando noi non la meritavamo, Padre.
E ti ringrazio perché noi abbiamo questa opportunità, questo privilegio di lodarti, Padre, di lodarti ad alta voce, dove molte persone nel mondo non possono, Padre, noi possiamo, Padre. Ti ringrazio per tutto quello che ci dai ogni giorno, Padre. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Prova, prova. Bene. Buonasera a tutti. Come è stato detto in introduzione, è quasi Natale. Tra 2 giorni è Natale. È stupendo. È stupendo il periodo natalizio. Mi piace un sacco. Abbiamo lucine, abbiamo festoni, abbiamo questo clima di gioia. E chi ha lavoro ha scadenze di fine anno, chi è studente ha verifiche per concludere l'anno. È stressatissimo fino a questi giorni qua. E poi ci si rilassa tutti. È un periodo molto molto bello e noi possiamo passarlo insieme, avremo tanti anche impegni insieme come Chiesa prossimamente, abbiamo il culto di Natale, abbiamo il campeggio, avremo il culto a Capodanno, ci sono tante occasioni per vivere e stare insieme e questa sera noi continueremo con il nostro ciclo di studi presi dal libro Controcultura. Controcultura è un libro che ci sfida, che ci invita ad essere significativi nel mondo, perché una cristianità, una chiesa non significativa diventa sostanzialmente un club del libro. Abbiamo un libro chiamato Bibbia, che è la nostra passione comune, ci troviamo ogni weekend a parlare di questo libro e poi tutti torniamo a casa, no? Ed è questo che noi, il tipo di cristianità che rischiamo di vivere se non permettiamo allo Spirito Santo di essere in noi, di essere nella nostra Chiesa, di lavorare in noi. Prima abbiamo cantato che potente è il nome di Gesù, giusto? E questo è un periodo giusto perché noi celebriamo la nascita di Gesù, celebriamo la nascita di un piccolo ma importantissimo re. Ed è molto importante che noi mettiamo in prospettiva le cose, di quanto siamo piccoli noi e di quanto è grande Lui, di quanto siamo in basso noi e di quanto è alto Lui. Questo ci permette di riorganizzare le nostre priorità, di capire come deve funzionare il mondo. Perché, come ci sta spiegando questo libro, come ci spiega la parola di Dio, il mondo gira in un modo che non è gradito al Signore. L'essere umano naturalmente funziona in un modo che non è gradito al Signore, perché noi siamo creature carnali, cadute, creature di peccato, e quando lo Spirito Santo viene in noi avviene un cambiamento. Ed è assolutamente fondamentale che la Chiesa sia luce e sale in questo mondo, e questo è il senso del libro, questo è il senso di Controcultura. E se sentite una puntura dentro di voi, nei vari capitoli che vedremo, sentite un fastidio dentro, è lo Spirito Santo che è all'opera, che sta lavorando. Noi stiamo parlando di povertà e la povertà è un concetto drammatico, è una realtà drammatica che tantissime persone vivono. Noi lo mettiamo sempre in relatività, no? Rispetto a noi. Una persona povera in Italia è una cosa, una persona povera in Nepal è ben altra cosa. Povertà vuol dire fare fatica ad arrivare a fine mese, a pagare l'affitto, ad avere un tetto sopra la testa. In altri paesi povertà vuol dire bambini che muoiono, malattie, mancanza di cibo, mancanza dei beni più essenziali. E Dio, con questo capitolo, ci sta sfidando, ci sta chiamando, ci sta sollecitando, dicendo: Chiesa, fuori c'è un mondo che soffre e voi siete su questa terra per agire. Come ha detto Samuel aprendo, noi siamo chiamati ad amare il nostro prossimo. Amare, come viene detto nella lettera di Giacomo, non solo a parole, non solo benedicendo, predicando, ma con i fatti,
con atti concreti. Noi stiamo imparando con questo libro a vivere l'amore sacrificale di Cristo, che vedremo più nei dettagli in questo studio. E questo amore sacrificale ha 5 implicazioni che vedremo questa sera. Le implicazioni sono che noi dobbiamo lavorare in modo diligente, vivere con semplicità, dare con sacrificio, aiutare in modo costruttivo e confidare nell'eternità. Adesso svilupperemo questi 5 punti e vi invito ad entrare in un'atmosfera di preghiera per affidare questo studio al Signore e per metterci tutti in ascolto, perché Dio sta parlando questa sera e noi dobbiamo ascoltare quello che il Signore ci dice. Preghiamo insieme. Signore Padre Santo, ti ringrazio per questo momento, ti ringrazio che siamo qui a servirti, a cantare il tuo nome, in riunione tra fratelli, Signore, per celebrare la tua grandezza e ascoltare la tua parola. Signore, ti prego, apri il mio cuore, apri la mia mente, apri i cuori e le menti dei miei fratelli qui e, Signore, ti prego che lo Spirito Santo possa toccare in modo potente il cuore di ciascuno di noi, Signore, e che ciascuno riceva il messaggio che tu hai riservato. Signore, questo te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. La prima parola è lavorare duramente. Alzi la mano in questa stanza chi si definirebbe una persona pigra. Io mi definirei pigro. Chi è stato pigro oggi? Chi ha riconosciuto di aver fatto qualcosa di pigro oggi, di aver avuto un atteggiamento pigro in questa giornata? E invece chi ha sentito di essere stato pigro durante questa settimana, in un qualche momento di questa settimana, di queste giornate? Bene, è interessante perché secondo la parola di Dio noi abbiamo appena confessato di aver commesso un peccato. La pigrizia non è una cosa gradita al Signore, la pigrizia è una cosa che non piace al Signore. Se noi apriamo la nostra Bibbia nei primissimi capitoli, nel capitolo 2 di Genesi al versetto 15, noi vediamo una cosa molto chiara da parte del Signore, molto molto chiara. Lui mette l'uomo nel giardino perché lo lavori e lo custodisca. La caduta avviene dopo, la caduta avviene nel capitolo 3. Nel capitolo 2 il mondo è ancora nella perfezione che Dio ha pensato. Il lavoro fa parte della creazione perfetta di Dio. È molto interessante questo. La radice del lavoro non è il peccato. Noi non lavoriamo perché siamo caduti. Noi lavoriamo perché Dio ci ha pensati per lavorare. In Colossesi 3:23 Dio ci dice attraverso Paolo che qualunque cosa facciamo dobbiamo farla di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Lì si stava rivolgendo ai servi, ma è estendibile a tutta l'umanità. Mettiamo in prospettiva le cose. Quando siamo a lavoro, quando i nostri genitori, i nostri professori ci danno un incarico, dobbiamo immaginare che il nostro Re dei Re, Gesù Cristo, sul suo trono in cielo, ci dà quell'incarico. È molto diverso, perché se il professore ci chiede, fai 10 equazioni per domani, no vabbè, ma chi c'ha voglia, chi lo vuole fare? Se invece il Re dei Re nell'alto dei cieli ci comanda con un decreto portato da un angelo, fai 10 equazioni, è un po' più pesante come ordine. E noi dobbiamo capire che il nostro lavoro è fondamentale, deve essere fatto con dedizione, con diligenza, fatto bene. La fatica, il sudore, il duro lavoro sono parti essenziali della vita cristiana. Questo è molto molto importante. E questo come si collega alla povertà? Come si collega lavoro e povertà? In modo molto semplice, molto elementare, il lavoro produce denaro. In generale anche in società che non usano il denaro, società perfettamente agricole, in cui c'è lo scambio. Lavoro vuol dire più verdure, più frutta, più cose da mangiare che si possono scambiare. Il lavoro si traduce in benessere. Con il lavoro si produce denaro, con il lavoro ci si può arricchire.
E questo è molto importante, perché noi dobbiamo lavorare bene. Questo ci comanda il Signore. Il Signore, per esempio, attraverso la vita di Paolo, fa vedere che non viene permessa pigrizia, non viene permesso che qualcuno stia a carico di qualcun altro, sdraiato sul divano, tranquillo, a farsi mantenere. Paolo dice, testimoniando la sua storia, no, io ho lavorato, io mi sono mantenuto quando serviva, ho chiesto aiuto quando avevo bisogno, ma quando ho avuto l'occasione ho lavorato. La pigrizia non può e non deve far parte del regno di Dio. Questo è assolutamente fondamentale, perché poi ricordiamo che cosa Dio ci chiede a noi, una testimonianza continua, di essere fedeli nella persecuzione, nella difficoltà. E questo deve partire dalla nostra dedizione a quello che facciamo. Dobbiamo essere dedicati nel nostro lavoro, nel nostro studio, nella nostra famiglia, nelle nostre relazioni. Questa è conoscenza antica che viene dal Signore. Adesso vediamo fior di TED Talk e video che spiegano che bisogna essere costanti, non mollare mai. Questo è il messaggio che già Dio dava e ha dato per secoli e secoli e secoli. Noi dobbiamo essere costanti. Se non siamo costanti nel nostro lavoro, se non siamo costanti nei nostri studi, come faremo a essere costanti nel nostro rapporto con Dio? È una cosa su cui è molto importante riflettere e riconoscere quando siamo pigri e riscattarci, cercare in Dio la forza e tornare attivi. E quindi attraverso il lavoro noi possiamo avere la ricchezza, oppure possiamo avercela attraverso i genitori. Come ha detto Samuel l'altra volta che si è parlato di questo argomento, noi a volte non ci percepiamo come ricchi, ma siamo venuti qua tutti quanti in macchina. Tutti noi passiamo le notti al caldo, tutti noi abbiamo un riscaldamento, abbiamo cibo. Ci sono posti nel mondo in cui questo non esiste. Noi siamo una civiltà molto, molto ricca e il denaro che noi abbiamo non è vietato avere denaro da Dio, ma ci comanda il modo in cui usarlo. Leggiamo dalla prima lettera a Timoteo, al capitolo 6, versetti 17 e 19. Paolo scrive: ai ricchi di questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre le loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo, di far del bene, da arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Noi possiamo lavorare grazie a Dio. Il nostro lavoro viene da Dio, le energie per lavorare vengono da Dio, la nostra intelligenza che applichiamo negli studi, nel lavoro, in tutte le cose, viene da Dio. È assolutamente fondamentale per la vita cristiana capire che Dio è al centro di tutto e se noi togliamo Dio dall'esistenza tutto quanto si distrugge, non ha senso nulla. Questo è fondamentale e se tutto viene da Lui, tutto deve essere per Lui. Dio non ti dà il lavoro che hai, gli studi che stai facendo, la famiglia che hai, perché tu ne faccia quello che vuoi, perché tu ti arricchisca in questo mondo, perché tu faccia la bella vita e ti godi i piaceri che questa terra ha per te. No, Dio ti dà tutto questo perché tu possa metterlo al servizio del suo regno, della sua opera. Questo è assolutamente fondamentale. E questo è il primo messaggio che Dio vuole dare stasera. Se tu riconosci che sei in un momento della tua vita in cui sei buttato sul divano, che stai aspettando un messaggero di Dio, un angelo che compaia e dica questa è la tua chiamata, il tuo lavoro, il tuo ministero, questa è la donna, l'uomo della tua vita, questo è il luogo dove abiterai, ora va. Non funziona così. Perché Abramo è stato chiamato da Dio dicendo va in un posto che io ti mostrerò. Noi dobbiamo agire e il Signore passo passo ci rivela le cose. Non siate inattivi. Trovate sempre qualcosa da fare che glorifichi il Signore, che metta al centro il Signore, che siano studi, lavori, che sia da dare agli altri, come vedremo meglio dopo. È assolutamente fondamentale che siamo operosi e operosi in modo diligente. Il secondo punto di questa sera è che noi dobbiamo vivere con semplicità. Tanti nel mondo e forse anche nella Chiesa hanno il sogno del ok, lavoro duro adesso,
trovo un bel lavoro, prendo un bello stipendio, metto via una corposa pensione e poi relax, prendo tutti i soldi che ho accumulato, vado ai Caraibi, nessuno sente mai più parlare di me, passo il resto dei miei giorni su un lettino con il mio cocco, il margarita dentro e a posto, una vita in vacanza. Non funziona così agli occhi di Dio. Non funziona così. Neanche nell'anzianità siamo scusati dal non lavorare. Tante truffe, tanti sistemi di questo mondo sono basati sulla promessa del «Ehi, se farai questo lavorerai meno, non faticherai, avrai più tempo per te». È molto insidiosa questa idea. È un'idea del mondo questa di godersi la vita, di rimanere sul proprio lettino, sdraiati, tranquilli. Ed è molto molto rischioso. E un altro rischio del tema lavoro che il mondo offre è la spirale del volere sempre di più. Perché è interessante, la scala verso l'alto non finisce mai. Ho una casa, ma posso farla più grande? Certo, finché la casa non occupa tutta la terra io la posso fare più grande. Posso prendermi una piscina, ma può essere più grande, più fonda, più bella. La mia macchina può essere più veloce, i miei vestiti più belli, posso fare viaggi più lontani, posso sempre avere di più. E quante persone vediamo che vivono schiave di questo di più, convinte, io risparmio, lavorerò e avrò la casa e lì sarò contento. Adesso io faticherò finché non avrò un bel corpo scolpito e lì sarò contento. Adesso io mi focalizzerò sul rapporto con la mia donna, con il mio uomo, finché non avremo una relazione perfetta e lì sarò contento. E poi c'è sempre un vuoto, c'è sempre una mancanza. Raggiungiamo un desiderio e sentiamo di nuovo questo voglio. Ok, ho ottenuto questo, bello, ma ora voglio di più, voglio altro, voglio ancora, perché la nostra soddisfazione viene solo e unicamente da Dio. Noi cerchiamo soddisfazione in tante cose, nei nostri ministeri, nel nostro lavoro, nella nostra scuola, nelle nostre relazioni, eccetera. Cioè possiamo mettere la nostra gioia in qualunque cosa, ma tutte quelle cose saranno mancanti, perché sono imperfette, come noi siamo imperfetti. Solo in Dio noi abbiamo la vera soddisfazione. E quindi noi rischiamo di cadere nella bugia che arricchirsi, diventare sempre più ricchi, sia il senso della vita. Avere un agio sempre più grande. E questa è una bugia diabolica. Leggiamo di nuovo da 1 Timoteo capitolo 6, versetti 9 e 10. Paolo scrive, invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Leggiamo quello che scrive qualche versetto prima. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Chi ha studiato Giovanni Verga qua? Giovanni Verga, autore siciliano del realismo, deprimente come pochissimi autori della letteratura italiana. Vedo un'estimatrice di Verga che mi guarda male in questo pubblico. E lui parla, in una delle sue novelle, nelle sue novelle lui parla della realtà siciliana di fine Ottocento, disastrosa, deprimentissima, proprio una cosa orribile. E lui parla di un uomo chiamato Mazzarò. Mazzarò è un latifondista, cioè un uomo che possiede un sacco di campi, li fa lavorare da altri, vende i prodotti e diventa ricco. E accumula, e fa magazzini più grandi, accumula, a un certo punto realizza che lui morirà e tutta la sua roba, come la chiamava lui, se ne starà qui. Lui andrà via dovunque andrà e la roba resterà qui. E la novella si conclude con questa frase drammatica di Mazzarò che dice «Roba mia, vientene con me».
perché lui non desidera altro che rimanere con la sua roba, con quello che lui si è conquistato, il suo denaro, le sue ricchezze. Quante volte noi viviamo così? Quante cose di cui non abbiamo bisogno mettiamo attorno a noi? Perché noi cadiamo spesso nelle tentazioni di questo mondo, cadiamo in frasi, in modi di pensare di questo mondo. Ma io sto spendendo i miei soldi che io ho guadagnato con il mio lavoro per prendere qualcosa per me. Che c'è di male? Ho lavorato, me lo merito. Io, mio, me, a me, per me, tutto per me. E questo è il modo standard di vivere dell'essere umano, ma è anche un modo che non è gradito a Dio. La nostra vita deve essere in funzione di Lui, perché ogni cosa che abbiamo viene da Lui. Ricordiamoci di Giobbe. Ah, io ho il mio lavoro prestigioso, ho la mia bella macchina, ho tante cose che funzionano. La macchina smette di funzionare. Il partner ti lascia, perdi il lavoro e improvvisamente quella ricchezza sparisce, gli amici spariscono e rimani, cosa sta succedendo? Il Signore dà, il Signore toglie. Questo è molto, molto importante che lo capiamo. Quando noi abbiamo qualcosa di materiale, dobbiamo ringraziare il Signore perché viene da Lui. È fondamentale che noi viviamo in contraddizione con questa epoca materialistica. È importante che noi siamo controcorrente e controcultura. Il punto 3 di questa predica, dare con sacrificio. E spesso per noi è facile dare l'impiù, quello che non ci serve. In alcuni ristoranti ci sono quelle latte, quelle cassette in cui puoi mettere una moneta per questa, quell'altra fondazione. Tu hai appena pagato il pranzo, ti danno il resto, vedi, sono 2,30 €, prendi 1 euro, lo metti nella cassetta, metti via il resto e vai via. Compri un biglietto in stazione, ti dai i soldi del cambio, vedi che c'è un mendicante che chiede soldi, prendi 50 centesimi, glieli butti nel bicchiere e vai via. È facile dare quello che è di più, quello che, vabbè, tanto ne ho tanti, di 50 centesimi, e sono pieno, via, posso darne uno tranquillamente. Ma leggiamo che cosa dice la parola di Dio a riguardo. In 2 Corinzi capitolo 8, Paolo parla dell'esempio della Chiesa della Macedonia e scrive: «Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concesso alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti io ne rendo testimonianza. Hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi, oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. Gerusalemme aveva una necessità finanziaria, monetaria, servivano soldi e queste chiese povere, molto molto povere, hanno contribuito. Il pastor Platta, l'autore di questo libro, racconta la testimonianza di una chiesa estremo orientale in un paese in cui la chiesa è perseguitata, in cui lui è andato di nascosto, di notte, a predicare. Quella chiesa si è radunata, ha messo insieme quei pochi soldi che aveva e ha fatto una busta per lui, perché, ehi, sappiamo che New Orleans, la tua città, e la tua chiesa sono state colpite da un uragano. Tieni questa busta di denaro. Pensate come hanno pensato queste persone, come se una chiesa in Africa, dove manca il cibo, facesse una busta perché la nostra chiesa ha avuto un problema, ha avuto un incidente, si è rotto qualcosa e questi poveri ci donano soldi per aiutarci. La grazia è questo, è aiutare oltre i propri mezzi. Hanno donato oltre quello che potevano donare, oltre quello che era razionale donare. E noi qua vediamo un filo rosso nella parola di Dio, che essere cristiani è costoso. Non è gratis essere cristiani. Questo non vuol dire che devi pagare una sottoscrizione, ma vuol dire che devi pagare in rinunce, in persecuzione, in dare di più. Tante volte noi abbiamo visto persone in ministeri dare più energia di quella che avevano, perché il Signore li sosteneva. Come ho detto, è Dio il protagonista delle nostre vite.
Se Lui ci chiede di dare 100 e noi abbiamo 1, metterà Lui il resto dei 99. Ma quello che Dio ci chiede, quando Dio ti chiama a dare di più di quello che puoi donare, è perché Lui metterà il resto. E Dio ti sta chiedendo un atto di fede, un passo nel vuoto, perché Lui possa mostrare la sua potenza. È importante non cadere nella bugia, non posso fare tutto, quindi non farò nulla. Perché per esempio se noi guardiamo la situazione della povertà mondiale, le tue singole tasche possono salvare tutti i poveri del mondo? È impossibile, è follia pensarlo. Ma questo non vuol dire che devi tenere tutto fermo nelle tue tasche, che non devi far nulla per nessuno, solo perché ci sono milioni, miliardi di persone che hanno bisogno di aiuto, non significa che non devi aiutare nessuno. Almeno una persona, vicina, lontana, la puoi aiutare. E le forze che non hai tu per farlo, le mette il Signore. Punto 4. Bisogna aiutare in modo costruttivo. Finora abbiamo visto che Dio ci chiede di lavorare duro, lavorare duramente, vivere con semplicità e donare con sacrificio. Questo ci insegna che la ricchezza viene da Dio e come ha detto Samuel all'inizio, Dio ci chiama, ci comanda di amare il prossimo, l'altro, quello che abbiamo vicino a noi e lontano da noi. Ma come? La domanda è come? Prendo 100 euro che ho nella tasca e gli do al primo passante che vedo per aiutarlo? No. Ho preso un estratto che adesso mostriamo qua dietro della prima lettera a Timoteo, il capitolo 5, in cui Paolo sta dettagliatamente spiegando a Timoteo come aiutare chi è nel bisogno. Ed è interessante che Paolo si assicura di dire a Timoteo: bisogna aiutare chi è veramente nel bisogno, chi è davvero nel bisogno. L'aiuto non deve essere dato a caso. Ci sono tanti studi economici. Adesso non mi ricordo la cifra esatta, mi sembra che sia 2000 miliardi di dollari. Comunque se andate a vedere quanta beneficenza, quanto denaro è stato versato dentro l'Africa in generale, dall'Occidente, sono cifre ridicole, scandalose. Eppure la situazione resta disastrosa in tantissimi paesi, perché si è donato alla cieca, si è donato attraverso organizzazioni corrotte, si è donato a governi corrotti, si è intervenuto in modo maldestro, in modo non pensato, e tanto aiuto è finito nel nulla. Sono uscite tante polemiche negli anni, fondazioni che raccolgono denaro e il denaro arriva a questa fondazione in Africa, il 10% va all'opera, il 90% va al presidente in carica. Quante volte è successo questa cosa? Perché c'è tanta truffa, tanta avidità umana, il desiderio di mettere le mani sulla generosità delle persone. E quindi è molto importante che l'assistenza, che l'aiuto sia dato con consapevolezza, con saggezza. Deve essere comunque dato, ma deve essere dato in modo consapevole perché non diventi una relazione di dipendenza. La famosa metafora del dai a un uomo un pesce e lo sfami per un giorno, insegna all'uomo a pescare e l'avrai sfamato per tutta la vita. È vera, è una cosa vera. L'aiuto deve andare in un modo tale che dia frutti. In questo caso specifico la povertà è come una malattia. Non è che noi possiamo vedere dei sintomi e dare medicine a caso. Ah, c'è la febbre, quindi via, tachipirina. No, dobbiamo pensare, studiare, ragionare. La povertà ha tantissime cause. In alcuni paesi la povertà potrebbe essere data da una guerra civile, da una carestia, da corruzione, potrebbe essere data da complesse cause molto antiche. Le cose vanno studiate, le situazioni vanno studiate. E quindi la domanda è: se tu nel tuo cuore hai il desiderio di fare qualcosa per la povertà, devi pensarci con razionalità, metterti nelle mani del Signore, studiare, capire dove voglio intervenire, chi voglio aiutare, qual è la causa della povertà di quelle persone. È la mancanza di lavoro, è il crimine, la droga, altre situazioni.
Il pastore Platt, di nuovo l'autore di questo libro, porta la testimonianza di quello che ha fatto la sua Chiesa, perché sono partiti da uno spirito di autocritica, di osservazione di se stessi, hanno guardato il loro bilancio, la loro struttura e hanno detto qualcosa non funziona. Ci sono organizzazioni, ci sono, uffici, ministeri nella nostra Chiesa che sono superflui, inutili. Hanno iniziato a tagliare, a ricollocare il denaro e hanno liberato risorse per aiutare nella loro città. Ma prima di iniziare a inondare la città di soldi completamente a caso, sono andati nel quartiere più povero, hanno studiato, alcune persone della loro chiesa hanno venduto la loro casa e sono andati a vivere nel quartiere più povero, più pericoloso, per stare vicino a queste situazioni. E hanno visto perché le persone erano povere, quali erano i problemi: delinquenza, gang, prostituzione, droghe. Erano andati a toccare con mano il male e la fatica di quelle persone e hanno potuto intervenire in un modo preciso. Nella specifica testimonianza del pastore hanno introdotto dei corsi per imparare a lavorare, perché il lavoro permettesse a queste persone di riscattarsi. Un'altra testimonianza che il pastore porta è di un'iniziativa in India con cui dei fratelli statunitensi volevano capire come aiutare, si sono messi assieme, hanno parlato con queste associazioni del nord dell'India, hanno parlato con i governi locali, con le popolazioni, hanno dovuto fare molta fatica, ma il Signore ha provveduto e hanno creato una fondazione che ha portato acqua potabile con pozzi, acquedotti, eccetera, a 300.000 persone che prima non avevano acqua potabile. E senza acqua potabile si muore. È questo che il Signore ci chiama a fare. Studiare, ma soprattutto mettersi a disposizione. Dire: sì Signore, lo farò io, vado io, insieme ad altri. E il Signore completerà. Il Signore, come sempre nella nostra vita spirituale, ci chiede di fare un passo. E una volta fatto quel passo, gli altri 1000 li fa Lui. Ora, il quinto e ultimo punto. È molto importante che ogni volta che parliamo di denaro, di carriere, relazioni, successi, lavoro, tutte le cose, noi dobbiamo sempre ricordarci che su questa terra, come il povero Mazzarò citato prima, noi ci staremo per un periodo. La nostra eternità è altrove e noi dobbiamo mettere il nostro tesoro nell'eternità. Gesù lo dice con queste parole in Matteo capitolo 6. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Cos'è la cosa più importante per te? Qual è la cosa più importante della tua vita? È il tuo lavoro? I tuoi successi? Quello che le persone pensano di te? Tuo marito, tua moglie, tuo amoroso, tua amorosa? La tua famiglia? Dov'è il tuo tesoro? La cosa più importante che hai, che cos'è? Perché dove c'è il tuo tesoro, lì c'è anche il tuo cuore. Questo ci insegna Cristo. E il nostro tesoro deve essere nei cieli. Il nostro tesoro deve essere Dio. E le ricompense, i miracoli, le benedizioni che Lui ha per noi. Questo mondo sembra poterti dare tantissimo. Il mondo ti promette di realizzare ogni tuo sogno, ogni tuo desiderio, ogni cosa che vuoi la puoi avere. Impegnati, lavora, fai fatica e avrai tutto quello che desideri. Ma come abbiamo detto prima, completato un obiettivo, subito abbiamo fame di un altro. Ogni cosa ci delude, ogni cosa non è mai abbastanza. Il nostro lavoro ci delude, la nostra famiglia, i nostri amici, il nostro compagno, la nostra compagna di vita, alle volte anche noi stessi ci deludiamo. Ma chi non ci delude mai? Dio, e Dio solo. Solo Dio non ti deluderà mai. E solo in Dio noi possiamo fare il migliore investimento del nostro denaro, ma soprattutto del nostro tempo, delle nostre energie, della nostra mente, di tutte le cose che noi abbiamo a disposizione. In Marco 10 Gesù dice: in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato
casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per amor mio e per amor del Vangelo, il quale ora in questo tempo non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna. Dio non ci vuole comprare. Spesso viene predicato in alcune chiese quello che si chiama il Vangelo della prosperità, no? Che se tu sei obbediente, se tu sei un vero cristiano con TM, il trademark, sei pieno di benedizioni, pieno di ricompense, pieno di grandi ricchezze che il Signore ti dà. Ci sono veri cristiani in certi paesi che vengono uccisi se vengono scoperti, veri cristiani che vivono poverissimi perché vengono perseguitati, colpiti, viene portato via ciò che hanno. Il Signore non ci promette denaro subito così su questa terra in cambio della nostra fede, ma quello che Cristo ci sta dicendo è che questo mondo non ha nulla di offrirci di superiore a quello che Cristo ci offre. Le benedizioni, la presenza di Dio nella nostra vita, la sua parola, il suo conforto, la sua pace valgono di più di tutto quello che possiamo pensare. E questo è assolutamente fondamentale. Investiamo, mettiamo il nostro impegno, il nostro tempo, le nostre ricchezze in ciò che conta, cioè il Signore. E io vorrei concludere facendo un appello, perché questo libro mi chiama a fare questo, ci chiama a fare questo. Dio sta usando questo libro per scuoterci, per svegliarci, per farci capire che se noi andiamo nella stessa direzione del mondo, non stiamo vivendo correttamente. Se la Chiesa si mimetizza con il mondo, non è una buona Chiesa. Se noi non portiamo nulla di diverso rispetto a quello che c'è fuori, siamo un TED Talk con musica dal vivo prima. Di nuovo, come ho detto, siamo un club del libro. Se noi non siamo diversi rispetto al mondo, se noi non portiamo un messaggio controcorrente, siamo un gruppo di amici, degli appassionati, un gruppo culturale, ma non una chiesa. È fondamentale che quello che noi facciamo, come noi viviamo, quello che noi crediamo, sia in contraddizione con quello che il mondo ci insegna e ci vuole insegnare. Attorno a te c'è un mondo che soffre. Prima in questa chiesa, attorno a te, poi a Treviso, attorno a Treviso, nel Veneto, in tutto il mondo c'è qualunque genere di sofferenza. In questo capitolo parliamo della povertà, ma vedremo altre aree in cui Dio ci chiama ad intervenire. E seguendo ciò che scrive il pastor Platt nel suo libro, io voglio invitarti a fare 3 cose: pregare, partecipare e proclamare. E quindi ti invito, mi appello, perché tu preghi Dio di aiutare i più poveri. Prega Dio affinché Lui possa aprire i tuoi occhi, gli occhi della tua Chiesa, affinché possiamo vedere le situazioni in cui Dio ci chiama ad intervenire, le situazioni in cui chiama la nostra Chiesa e te personalmente ad intervenire. Ma non fermarti alla preghiera, mettiti in moto. Quello che Dio ci vuole dire attraverso questo libro è: Chiesa Agape, agisci. Tu che stai ascoltando questa predica, agisci. Valuta le situazioni attorno a te. Valuta i talenti, i doni, i beni materiali che Dio ti ha concesso. Studia le persone che già aiutano i poveri, che già intervengono, e capisci come copiarle, come fare meglio, come intervenire. Ma mettiti in gioco, agisci. Il Signore sta chiamando la sua Chiesa e tutti noi ad un'azione, ad aiutare in qualunque modo possiamo. Chiedi a Dio di guidarti nella direzione che Lui ha in mente per te. E infine, proclama. Le nostre parole devono essere sempre accompagnate dalle azioni. Se noi ci fermiamo alle parole, siamo poca cosa. Azioni e parole vanno insieme. Noi dobbiamo agire,
aiutare, ma di nuovo non siamo un ente di beneficenza, siamo una chiesa. Dobbiamo sempre testimoniare del Vangelo. Testimonia di Cristo. Non stai aiutando l'altro perché ti va, perché sei gentile e buono. Stai aiutando l'altro perché lo Spirito Santo di Dio ti smuove a farlo, perché tu sei un testimone di Cristo, il Dio vivente su questa terra. Ed è importante che noi ricordiamo a ogni persona che c'è un Dio, che c'è una speranza, che c'è una parola di Dio che è vera in ogni sua virgola. Dobbiamo mostrare che Dio esiste con le nostre azioni, con le nostre parole. Mostra Dio attraverso il tuo comportamento, con la coerenza tra quello che pensi, che dici e che fai. Non fermarti al pensare, non fermarti al dire e non fare senza credere. È importante che tutte queste aree funzionino contemporaneamente e vedrai quante vite Dio toccherà attraverso la tua. Preghiamo assieme. Signore Padre Santo, ti ringrazio per questa parola che tu ci hai donato, Signore. Ti ringrazio perché la tua parola non lascia spazio ad equivoci. Tu ci chiami, Signore, a prenderci cura degli ultimi, degli umili, dei bisognosi. Una fede senza opere è morta, dice la tua parola. Noi non crediamo che le opere ci mandino in paradiso, Signore, ma noi crediamo che tu ci hai messo qui per fare le buone opere. E io adesso, Signore, voglio pregarti per ciascuno dei miei fratelli presenti qui. Signore, io ti prego, smuovi il cuore mio, il cuore dei miei fratelli. E se qualcuno in questa stanza, Signore, si sente chiamato in modo specifico per quest'area, Signore, guidalo, illuminalo o illuminala, Signore, affinché possa trovare la sua direzione. Ma Padre, ognuno di noi è chiamato, indipendentemente dalla sua chiamata, Signore, ad obbedire a te e a prendersi cura degli ultimi. Signore, ti prego, preserva la Chiesa Agape da essere una Chiesa ipocrita. Preserva me e ciascuno dei miei fratelli da essere cristiani di nome e non di fatto, di essere degli ipocriti che si fregiano del nome di Cristo senza meritarlo, Signore. Signore, ti prego che noi possiamo essere testimoni della tua grazia, che noi possiamo mostrare a questo mondo che un Dio esiste, che un amore c'è e che qualcuno dall'alto dei cieli si prende cura attraverso le nostre mani dei poveri, degli afflitti, degli ultimi. Signore, suscita me e i miei fratelli, donaci le occasioni, il coraggio, Signore, di servire. Anche quando abbiamo paura, anche quando non sappiamo come, donaci la fede di fare quel passo nel vuoto per dare più di quello che abbiamo, per amor tuo, Signore, e per amore delle persone che hanno bisogno. Ti ringrazio, Signore, perché so che cuori sono stati toccati questa sera e io so, Signore, che la Chiesa Battista Agape sarà usata per la tua gloria, la tua volontà e per aiutare le persone che hanno bisogno qui attorno a noi e lontano nel mondo. Grazie, Signore, per tutte le opere in cui già ci stai usando e per tutte le opere che già hai in piano per noi come Chiesa e noi singolarmente, Signore. Grazie per tutto questo. Nel nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi, prepariamoci a lodare il nostro Dio. Adesso c'è il momento di decime, di offerte. Come abbiamo appena detto, le donazioni che facciamo non sono una prova di quanto fedeli siamo. Non è che chi dona la decima più grande è il servo più amato di Dio, ma dobbiamo ricordare che il denaro che abbiamo viene da Lui e non andrà da nessuna parte se non stare qui su questa terra. Quindi se senti nel tuo cuore di voler donare qualcosa, da 10 centesimi o di più, sei libero di farlo qua davanti. Questo denaro va alla Chiesa, se no ci sono donazioni per tante motivazioni. Se vuoi donare il tuo tempo, donare i tuoi sforzi, ci sono tante occasioni. Puoi metterti a disposizione, chiedi al pastore, chiedi
a chi è qui intorno a te, ma non lasciare che questo messaggio passi e vada via. Permetti a Dio di usarti, non perché tu ti possa vantare o perché lo senti e basta, perché ti va di aiutare qualcuno, ma semplicemente perché Dio ti chiama a essere uno strumento nelle sue mani. E la tua risposta vuole essere: sì, Signore, io servirò. Ora lodiamo insieme, cantiamo al nostro Dio con la lode, e chi ha desiderio di donare è libero di farlo. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, 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 tu sei Santo, 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 tu sei Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 tu sei Santo, 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 tu sei Santo, 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 voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, 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 tu sei Santo, 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 tu sei Santo, 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 voglio vederti. Padre, ti ringrazio per questo momento, Padre, grazie per questa lode, Signore, per l'opportunità di cantare a te, Signore, di poter imparare di più di te, Signore. Ti ringrazio per la tua presenza in mezzo a noi, Signore. Aiutaci, Signore, a cambiare il nostro modo di fare in base alla tua volontà, Padre. Aiutaci, Signore, a essere delle persone migliori, Padre, in base a quella che è la tua volontà, Signore. Aiutaci, Signore, a seguire la tua parola, Padre. Grazie per questo momento, ti ringrazio per la presenza di tutte queste persone oggi, Signore. Grazie per le persone che ci stanno seguendo, Padre. Ti chiedo di benedire queste vite preziose, Padre, ai tuoi occhi.
e ti chiedo di poterle proteggere, Signore. Grazie per ogni cosa che fai per noi ogni giorno, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Bene, 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 bene. Aspettate un attimo che tiro fuori il messaggio perché non voglio dire gli orari sbagliati, devi fare tu. Ho sbagliato, scusate. Ok. No, scusate perché sono un po' emozionato perché tipo sono gli ultimi annunci dell'ultimo culto dei giovani. No, non dell'ultimo anno, tranquilli. Ci rivedremo nel 2024, se il Signore lo vuole. Ok, allora, oggi è il 23 dicembre, grazie. Domani è il dicembre. Indovinate cosa ci sarà qua? Esatto, niente, ok. 24 dicembre, domenica 24 dicembre non ci sarà culto, ok? Da nessuna parte, perciò passatelo insieme alla vostra famiglia. Chi fa il cenone del 24 si diverta con il cenone del 24, chi non lo fa dorma, si riposa, si diverta, ok? Perché poi il 25 dicembre a Natale ci troveremo tutti quanti qui, ok? Natale 25 saremo tutti quanti qui alle 6 per il nostro culto di Natale, ok? Tutte le nostre comunità si riuniranno qui a Treviso per il nostro culto di Natale, ok? 25 e subito dopo arriva il 26. Indovinate cosa ci sarà il 26? Winter Camp, ok? Ringrazio sin da subito a tutti quelli che hanno voluto partecipare, tutte le famiglie che hanno voluto donare beni alimentari per il campeggio, tutte le persone che sono in preghiera per questo campeggio. Sarà davvero un'esperienza unica, indimenticabile. Chi c'è, perfetto, ci vedremo. Chi non c'è, tranquillo, avrai altre occasioni, ok? Il campeggio va dal 26 al 30, nei nostri gruppi trovate tutte le informazioni riguardo a dove trovarci, come andare, dove è effettivamente la struttura, ok? Perciò rimanete sintonizzati. Il 30 finisce campeggio, il 31 arriva Capodanno. Vi vedo un po' spenti stasera, ma va bene, dai, ok? Il 31 Capodanno lo passeremo qui, ok? E anche, no, questo non lo sapete, a Belluno, ok? Perciò a Capodanno ci saranno ben 2 culti, uno qui a Treviso, gestito dai giovani, come noi, ok? E uno a Belluno. Entrambi inizieranno verso le 10 di sera per poter passare proprio gli ultimi minuti del 2023 e i primi minuti del 2024 insieme come Chiesa, ok? Perciò non dimenticate, domani mattina non c'è culto, non ci sarà live, ok? Lo dico specialmente a quelli da casa a cui magari arriva la notifica, non ci sarà live il 24, 25 saremo qui a Treviso per il culto di Natale, dal 26 al 30 andremo in campeggio, nulla che riguarda le persone che non sono in campeggio, il 31 saremo di nuovo qui, o a Belluno, chi deve andare a Belluno, ok? Per il nostro culto di Capodanno. Per qualsiasi informazione abbiamo sempre i nostri gruppi, adesso noi ci divideremo per l'ultima volta nel 2023 insieme nei nostri piccoli gruppi, nelle nostre piccole stanze, e come al solito ricordo la chiamata che c'è per i ministeri, ok? Per tutti quelli che vogliono avere a che fare con l'Ode, con il mixaggio audio, con la live, con la proiezione, parlate con Bruno, ok? Poi abbiamo anche un ministero sociale, dato che ne abbiamo parlato prima, no? Di aiuto verso i poveri e quant'altro. Per chiunque voglia aiutare, sia nel portare qualcosa, ma sia anche nel semplice, guarda, io ho un po' di tempo, io ho 2 mani libere, c'è qualcosa che devo fare, c'è qualcosa che devo smistare, potete parlare con i nostri amati responsabili, ok? Parlate con loro prima di prendere scelte, prima di fare qualsiasi cosa. E per questo non è aggiornato a gennaio, vi diremo, ma credo continui ad essere l'ultimo giovedì del mese, se non è cambiato niente. Ok, l'ultimo giovedì del mese noi ci incontriamo. Questo ricordo essere un incontro che parte dal gruppo giovani, ma è destinato a tutta la Chiesa. Perciò anche tu che sei a casa, se ci stai ascoltando, noi l'ultimo giovedì di gennaio ci incontriamo qui alle 8 per pregare per le persone che sono vicine a noi, ma in particolare pregare per la nostra città, la nostra provincia, la nostra regione, il nostro paese e altre 1000
e altre 1000 casistiche per la quale abbiamo deciso di prendere questo impegno, ok? Dato che siamo alla fine del primo anno completo di 365 giorni nel quale sta succedendo il culto giovani, perché hashtag io c'ero quando c'è stata l'idea del culto giovani, e qui ve lo posso confessare con un pelino di vergogna, ma io ero il primo a non crederci, io ero il primo a dire no ragazzi, il sabato ci riuniamo, facciamo gruppettino e basta, e i pastori hanno detto no, facciamo il culto, e io, se lo dicono i pastori io ci credo. E oggi siamo qua, cioè, wow ragazzi, è un'emozione. Perciò per finire l'ultimo culto, gli ultimi avvisi del 2023, dell'ultimo culto dei giovani del 2023, continueremo nel 2024, ok? Vi chiedo tutti quanti di alzarvi in piedi per concludere in un momento di preghiera nella quale vorrei tanto concentrarmi su una singola cosa che è ringraziamento. Lasciate le vostre suppliche, le vostre richieste per dopo. Adesso mi vorrei concentrare solo e esclusivamente sul ringraziare, su quello che Dio ha fatto per te, per noi, per questa Chiesa, per il nostro gruppo nel 2023. Perciò preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questo magnifico anno che abbiamo potuto passare insieme. Ti ringraziamo, Padre, per tutte le opportunità che abbiamo avuto di riunirci insieme come fratelli. Ti voglio ringraziare per tutti gli studi che abbiamo potuto ricevere, per tutti i momenti di lode che abbiamo potuto condividere tutti quanti insieme. Ti ringrazio, Padre, per i nostri campeggi che abbiamo avuto, per i nostri momenti anche fuori dai culti per i quali siamo riusciti a incontrarci, mangiare insieme, festeggiare insieme, ridere insieme. Noi sappiamo che tutto questo viene esclusivamente solo da te, perciò noi adesso vogliamo davvero ringraziarti, Padre, con tutto il cuore. Noi non lo meritavamo, non lo meritiamo neanche oggi, ma sappiamo che nella tua infinita grazia hai deciso di donarci tutti questi momenti, tutte queste persone, tutti questi fratelli, e perciò noi ti vorremmo ringraziare e ringraziare sempre solo a te, Padre, perché solo tu rendi possibile tutto questo per tutti noi. In nome di Gesù, amen. Buon 2023 che è appena passato, buon inizio di 2024. Ci vediamo, chi è qui adesso, ai nostri studi, ai nostri piccoli incontri. Tu che sei da casa, ci vediamo se Dio vuole nel 2024. Per tutto il resto,